Denuncia dell'onorevole veneziano Pellicani alla Camera sulla crisi drammatica che stanno vivendo le imprese del Mose, con i lavori fermi da mesi, la mancata retribuzione e il Consorzio Venezia Nuova a rischio fallimento. Tutti pensano in giro per il mondo che il Mose sia già stato inaugurato e che sia entrato in funzione. In realtà i lavori sono fermi da mesi e le imprese del Consorzio Venezia Nuova sono sull'orlo del fallimento. Ciò significherebbe, proprio nel momento in cui stiamo ripartendo, centinaia di posti di lavoro a rischio, piccole imprese che rischierebbero di chiudere. Questo non lo possiamo permettere. Il rischio è quello di fare una figuraccia agli occhi del mondo. Ecco perché l'ennesimo appello al governo arriva anche dall'onorevole Pellicani, oltre che dalle imprese che da troppo tempo chiedono un tavolo d'incontro. Deve intervenire in primo luogo il governo, anche perché questo è il risultato fallimentare della gestione commissariale voluta dai governi precedenti del Consorzio Venezia Nuova. Per agire bisogna innanzitutto sbloccare le risorse ferme al CIPE. Tutti, conclude Pellicani, dobbiamo sentirci impegnati nel rimettere in moto i cantieri, perché non è pensabile scaricare i costi della crisi sulle piccole imprese nei suoi lavoratori.